I Bernales Ludi, la manifestazione nata nel 1999 per festeggiare l'arrivo del nuovo millennio, si svolge da 10 anni l'ultimo weekend di dicembre, registrando anche quest'anno una notevole partecipazione di pubblico. Antonella Paganotto, consigliere della Proloco di Montagnana, ci parla dei gruppi coinvolti nella realizzazione di questa manifestazione. Si inizia da arti e mestieri, quindi con praticamente tutti i mestieri medievali, poi abbiamo diversi gruppi di armati, abbiamo i templari e quindi assieme a tutti questi si anima la giornata. Le mantelle rosse che riempiono la piazza di Montagnana non sono soltanto un modo per festeggiare, ma una vera e propria rievocazione storica della leggenda della mantella. È una leggenda dove si narra che Montagnana è stata per un momento sprovvista di armati e dove in quel momento si vedeva ad arrivare da est ed anche da ovest i gruppi nemici. Quindi le donne cosa hanno fatto? Hanno cucito delle mantelle, hanno imbastito su qualcosa, hanno vestito dei fantocci, li hanno messi lungo le mura di Montagnana, che quindi sembrava che fossero degli armati in protezione di Montagnana. Accanto al popolo che rievoca le usanze del tempo e i mercatini medievali, alcuni gruppi di armigeri rievocano la grande lotta tra il popolo di Montagnana e gli assaltatori veronesi lungo le vie del paese e nella piazza centrale. La rappresentazione storica inizia con il corteo di notabili cittadini e di armati che scortano un prigioniero nemico accusato di eresia. Scontri e duelli fra opposte fazioni precedono il processo. Alla fine della battaglia, il prigioniero condannato è costretto ad abiurare ed è messo alla berlina. Ristabilita la legalità, il corteo dei nobili e dei popolani si reca nel Duomo di Montagnana, accolto dal canto della corale. Il suggestivo concerto all'interno del Duomo è riproposto ogni anno dal maestro e dagli allievi del coro Accademia Musica Nova di Montagnana, che allietano il pubblico con la proposizione di melodie medievali fino al tramonto. Parliamo ora con il maestro Edoardo Gioacchin, responsabile del coro Accademia Musica Nova di Montagnana. Il nostro coro è nato nel 2005 proprio per valorizzare tutto il repertorio tipico del periodo medievale e soprattutto della musica rinascimentale di scuola veneziana. Quindi il nostro lavoro è durante tutto l'anno finalizzato su questo tipo di repertorio e l'ambito di Bernales Ludi è la situazione ideale per noi. Il grande successo delle precedenti edizioni ha permesso alla Proloco di Montagnana e ai vari operatori del territorio che collaborano alla rievocazione di continuare a guardare avanti con ottimismo. Mauro Fantini, presidente della Proloco di Montagnana, racconta le sue impressioni su questa edizione. Io penso che questa sia stata la più bella in assoluto come tempo, visto che il sole è stato con noi clemente e anche perché come gente abbiamo investito parecchio sulla gente del territorio e vediamo la piazza piena anche adesso che stanno aspettando la corsa delle mezzene. Comunque tutto è andato bene, siamo contenti e pensiamo che questa manifestazione debba ancora crescere, però siamo già contenti così. Con il calare del buio si rievoca l'antico rito della macellazione del maiale, centrale nell'economia tradizionale del territorio veneto fin dall'antichità. Per celebrarlo, i giovani della città murata si sfidano correndo attorno alla piazza con un mezzo maiale, la mazzena, portata sulle spalle.
Con questa gara si chiude la manifestazione che conclude idealmente l'intero anno. Gruppi storici, figuranti, sbandieratori ed artisti di strada che hanno rievocato con successo la leggenda della Mantella danno appuntamento all'anno prossimo.